ingegnere, sono il progettista del Bed and Breakfast a Gorgusello di Fumane. In questo edificio ci proponiamo di realizzare un intervento di Bed and Breakfast e quindi di accoglienza turistica, chiamiamolo così, al fine di sviluppare il territorio. Siamo vicino al Parco delle Cascate di Molina e siamo alle porte della Lessinia. In questa zona abbiamo principalmente l'attività legata all'estrazione della pietra e alla coltivazione di ortaggi e mele e frutta. Le attrazioni del luogo sono principalmente legate al turismo e in particolar modo al flusso turistico del Parco delle Cascate di Molina. I fondi del Garibaldi Lessinia sono stati utilizzati in questo intervento per il recupero di un fabbricato originario. La caratteristica di questo edificio e di tutti gli edifici di Gorgusello in particolar modo è proprio la struttura stessa, ovvero l'utilizzo della pietra della Lessinia come struttura portante, come pavimentazioni, come secchiai, come lastre di copertura del tetto, e quindi ci siamo riproposti questo intervento come recupero della pietra locale che si cava proprio a Gorgusello. I fondi del Garibaldi Lessinia sono un forte incentivo al recupero di elementi tipici del territorio come questo e di edifici. L'erogazione fondi del Garibaldi Lessinia e tutto l'iter è molto snello e tutte le persone coinvolte nel progetto si sono dimostrate molto capaci e disponibili. Un ringraziamento anche ad Avepa, che è l'ente erogatore dei fondi, il quale si è dimostrato disponibile e preciso nei pagamenti. Invito tutte le persone a visitare Gorgusello, a visitare la Lessinia e Gorgusello in particolar modo, e non vediamo l'ora di ospitarvi in questa struttura recuperata.